Anche Favara è stata una delle 2000 piazze d'Italia dove l'AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, è stata presente con i cioccolatini della ricerca, iniziativa solidale per far conoscere il lavoro di AIRC e raccogliere fondi per la ricerca. A Favara AIRC e Centro Culturale Renato Guttuso. Ieri mattina la presidente Lina Urso Gucciardino, unitamente a tante volontarie, sono state presenti in piazza Kennedy per distribuire i cioccolatini della ricerca. Con un contributo di 13 euro, i donatori hanno ricevuto una elegante confezione contenente 200 grammi di cioccolatini assortiti, rigorosamente gluten free e di alta qualità, firmata Venchi, perfetta anche per fare un gradito e goloso regalo. Sì, questo è un appuntamento ormai consolidato, diciamo, perché noi appunto facciamo parte dell'AIRC, siamo orgogliosi di esserlo, ma soprattutto crediamo nella ricerca, perché è una garanzia per il futuro. La ricerca è la cura di oggi e se oggi non abbiamo più la paura del cancro come tanti anni fa, lo dobbiamo alla ricerca. E la battaglia contro il cancro è una grande impresa collettiva, perché è necessario che ci sia impegno da parte di tutti, collaborazione, sostegno e soprattutto tanta sensibilità. E veramente la ricerca fa tanto, perché la ricerca di ieri è la cura di oggi e la ricerca di oggi è la cura di domani, che speriamo che sia migliore e dia risultati migliori di quelli di oggi. Vedi, sembra facile parlare, ma io dico che ogni anno, ogni volta sono sempre più orgogliosa di fare parte dell'AIRC, ma sono soprattutto orgogliosa dei volontari, delle persone. Oggi è una giornata non bella, eppure noi i cioccolatini li abbiamo quasi tutti venduti. Ogni anno mi pento e dico perché non ne ho presi di più, perché Favara è sensibilissima e ringrazio appunto tutti per questa sensibilità e per questo amore verso il prossimo e verso chi soffre. Una delle tante iniziative dell'AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, è quella dei cioccolatini della ricerca. Quanto è importante per il campo medico la ricerca? Ma è importante in tutti i campi, in particolare per quanto riguarda la ricerca sui tumori è determinante. Abbiamo fatto tanto, hanno fatto tanto gli scienziati, ma credo che ancora si debba fare tantissimo per arrivare al risultato finale. È importante il nostro contributo, il contributo da parte delle istituzioni, del governo, ma noi dobbiamo fare tutto il possibile. Questo assieme alla prevenzione a cui io credo sempre e spero che questo sistema sanitario nazionale nostro non venga completamente distrutto per potenziare il privato, ma che si debba ancora insistere sul sistema pubblico, perché solo col sistema pubblico noi possiamo andare avanti nella prevenzione e nella ricerca per debellare questi mali che sono terribili, perché il problema del tumore maligno, del cancro, non è solo il problema dell'individuo che soffre, ma è tutta la famiglia che soffre, tutta la popolazione che soffre. Quindi un plauso alle associazioni come il Centro Guttuso che appunto promuovono la raccolta di fondi per la ricerca. Non bisogna mai finire di dire grazie a queste persone che con tanta abnegazione, con tanto impegno, tralasciando i doveri altri doveri, tralasciando tempo, cioè togliendo tempo alla famiglia, si dedicano a queste iniziative, quindi in particolar modo nel nostro caso Lina Urso è infaticabile nella ricerca, che evangelizza sempre questo problema, cioè aiutare la ricerca.